Non vedeva il marito e poco dopo l'ha trovato riverso a terra nel garage di casa. Ieri mattina, verso le 11 a Concordia Sagittaria. Disperata la moglie ha provato a rianimarlo, poi ha chiamato i soccorsi, ma per Demis Bellotto, carrozziere di 50 anni, non c'era più nulla da fare. Quando è arrivata l'ambulanza, ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. Sconosciute le cause della morte, al momento avvolta nel mistero, cui solo l'autopsia potrà far chiarezza. Apparentemente Bellotto, descritto come un gran lavoratore, non soffriva di malattie o disturbi particolari. Non era un uomo di molte parole e conduceva una vita tranquilla. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono giunti anche i carabinieri di Portogruaro per far luce sulla vicenda. Con gli investigatori anche il medico legale che ha effettuato l'esame necroscopico dal quale non sarebbero emersi segni di violenza. Ieri mattina Bellotto era a casa dal lavoro, così verso le 10:30 è andato in garage per fare alcuni lavoretti. Alle 11, non vedendolo rientrare, la moglie preoccupata è andata a cercarlo, trovandolo a terra. Per gli investigatori si tratta di un caso particolarmente delicato. Bellotto, oltre alla moglie, lascia la figlia tredicenne.